Gli gnocchi della mummia nascono da un'idea che mi è venuta perché io sono originario di Venzone, la zucca sono un piatto, sono un prodotto tipico venzonese perché c'è la festa della zucca a ottobre, per cui abbiamo voluto dare un nome particolare, un nome un po' diverso, perché riteniamo che anche la creatività del nome sia importante nel presentare un piatto in una formula diversa, diciamo così. Per cui abbiamo voluto prendere il piatto tradizionale e aggiungerci un qualcosa di nostro. In questo caso l'aggiunta è semplicemente quella di utilizzare sempre dei prodotti che riguardano la montagna, che è un po' nella filosofia anche un po' del locale, per creare un qualcosa di diverso. L'aggiunta delle noccioline alla fine è proprio eh, una caratteristica, diciamo così, innovativa, quindi un pizzico di innovazione in un prodotto tradizionale. Diciamo che la tradizione è importante perché ci permette di capire come eravamo e dove eravamo e in questo caso l'innovazione deve semplicemente dare un tocco in più a un piatto che di per sé rispecchia un piatto fatto con un metodo, con i metodi di una volta. Per cui l'innovazione può essere anche il nome, un nome dato diverso a un piatto e anche un ingrediente. Alle volte anche un ingrediente può essere innovativo perché messo in un contesto diverso crea un qualcosa di più particolare. In questo caso l'innovazione per noi rappresenta sempre l'utilizzare dei prodotti comunque legati al nostro territorio, però magari cercando di presentarli anche in una maniera diversa. Per cui in quest'ottica noi abbiamo capito che su una base solida di tradizione si possono fare anche delle piccole variazioni sul tema, sempre tenendo come caposaldo comunque il prodotto locale, il prodotto nostro, il prodotto regionale, in questo caso il prodotto della montagna regionale. In un mondo globalizzato in cui in cui c'è la tendenza anche del mercato a globalizzare anche i sapori e quindi anche le tradizioni, è importante mantenere sempre una certa identità, un'identità che si riflette sul territorio e si riflette anche e soprattutto sui prodotti del territorio. Per cui in realtà una ricetta che poteva andare bene 50 anni fa può andare bene anche adesso. È chiaro che con le conoscenze di adesso, con il fatto di conoscere più prodotti, di avere più cucine, prendo ad esempio Udine, a Udine c'è la possibilità di assaggiare diverse cucine, diversi prodotti. E in quest'ottica è importante comunque sempre tenere presente che un prodotto che può venire dall'Oriente, che può venire da altri paesi del mondo, può tranquillamente, a mio avviso, andare bene anche per un piatto tipico. Il rifugio in città nasce da una passione per la montagna fondamentalmente, è una passione che mi ha portato a girare le nostre montagne, le montagne friulane, da più di 6 anni e quindi in quest'ottica non c'era solo il raggiungimento della cima o il percorso escursionistico, ma c'era anche il soffermarsi sulla parte enogastronomica, che è la parte poi, una parte molto importante della cultura del posto, soprattutto della montagna. E quindi assaggiando diversi prodotti, girando ristoranti, agriturismi, rifugi, ho cercato di analizzare e creare un progetto che potesse portare queste particolarità della montagna anche in un centro cittadino. Questo stacca di molto rispetto a quella che è l'offerta tradizionale di una città come Udine, ma anche nelle altre città in cui c'è una tendenza, e noi la notiamo questa, alla velocità, quindi al pasto veloce, ai 20 minuti per poter mangiare. E la nostra ottica è quella invece di cercare di far mangiare le persone in un ambiente tranquillo, sereno, che stacchi rispetto diciamo così, ai locali, ad altri locali. E in questo caso quindi noi siamo più per lo slow food, per cui di un mangiare più tranquillo, più sereno, cercando anche di abbinare un locale che dia serenità, che dia tranquillità. Innovare significa anche fare qualcosa di diverso. Io
io mi sono accorto, girando per i locali e i ristoranti del centro, che mancava una realtà tipica della montagna e in quest'ottica fare un qualcosa di diverso è già innovare e quindi abbiamo deciso di creare questo posto proprio per dare un'alternativa valida che potesse far dare visibilità alle nostre montagne, che troppo spesso, soprattutto in regione, hanno difficoltà ad avere una vetrina importante in un centro urbano.